C'è anche il dirigente generale della Protezione Civile regionale, Salvatore Cocina, fra i 44 indagati per una frode in contratti e truffa aggravata ai danni dello Stato che si sarebbe consumata dal 2016 al 2021 nelle forniture pubbliche di acqua potabile destinate alle isole Eolie. Con lui anche il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, l'ex vice sindaco Gaetano Orto. L'inchiesta della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto riguarda le forniture di acqua potabile in emergenza per 6 isole gestite dalla società armatrice Marnavi SPA di Napoli, che risulta oggetto giuridico dell'indagine. Secondo l'accusa, per 6 anni la società armatrice delle navi cisterne che rifornivano di acqua potabile le 6 isole Eolie faceva figurare sulla carta di fornire le vasche che alimentano l'acquedotto con quantitativi maggiori di acqua rispetto a quelli realmente forniti. Il danno in termini economici, quantificato durante le indagini coordinate dal procuratore Giuseppe Verzera e dalla sostituta procuratrice Emanuela Scali e condotte dalla Guardia di Finanza, è di circa 555.000 euro. Secondo l'accusa, il Ministero della Difesa, che finanzia l'appalto per l'erogazione dell'acqua nelle isole che godono dello statuto speciale, pagava a sua insaputa per l'infedeltà di funzionari pubblici quantitativi di acqua più elevati rispetto a quelli effettivamente consegnati. Le 6 isole sono quelle amministrate dal comune di Lipari, ovvero Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli. Sedie che volano, calci e pugni tra adolescenti che si insultano. È la cronaca della rissa di venerdì sera nella centralissima piazza Dante di Canicattì, in provincia di Agrigento. Tutti guardano, ma nessuno ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Ho lavorato a Catania, ho lavorato a Caltanissetta, ma a Reggio Calabria e in mezza Italia. È la prima volta che mi capita che di fronte a centinaia di persone, e non in una sola occasione, in più occasioni, negli ultimi mesi non ci arrivi alcuna segnalazione. Lo dico avvilente, perché vuol dire che il senso civico è sottoterra. Questi gli episodi di violenza non denunciati, e gli scontri sono durati più di mezz'ora, con i ragazzi coinvolti quasi tutti minorenni. Dei gruppetti di imbecilli sconsiderati, io li chiamo così. Per essere gang dovrebbero avere un minimo di organizzazione, invece sono solo stupidi, perché fanno queste cose in bella mostra davanti a tutti e denunciando uno stato evidente di alterazione. 10 le persone identificate e i provvedimenti in arrivo per i gestori dei locali. Se volano sedie e tavolini, qualcuno nel locale se ne sarà accorto. E se da questo locale non è giunta alcuna chiamata alle forze dell'ordine, ne risponderà a norma di legge. Io penso che adotterò un articolo 100 e lo chiuderò. Da Agrigento a Palermo e Catania si intensificano i controlli delle forze dell'ordine per contrastare gli episodi di violenza urbana, sempre più frequenti nei centri storici. Che ci fate qui fuori? È Halloween, abbiamo fatto dolcetto scherzetto, abbiamo Non un sacco dovreste di stare in dolci. giro, non è sicuro. Vuoi uccidermi? No. Non oggi, Satana. Halloween è arrivato, una festa popolare soprattutto nei paesi anglosassoni che si diffonde sempre più anche in Italia. Secondo Confesercenti riguarda 6 famiglie su 10. Non è una festività nostrana, però comunque è molto diffusa tra i giovani, quindi si festeggia. Ci organizzeremo all'ultimo. Cosa pensate di fare? Non lo so, probabilmente stiamo insieme, però non sappiamo esattamente dove andiamo. Maratona di film Halloween. Film di che genere? Horror? No, non proprio in realtà, tipo A Nightmare Before Christmas oppure La sposa cadavere. Non tutti però condividono questa ricorrenza, da molti definita commerciale. Per me non è una festa, fanno le bruttissime cose, non mi piace, con tutte le belle cose che ci sono. Nonostante favorevoli e contrari, sono tantissimi i bambini che aspettano questo giorno per ricevere dolcetti oppure fare qualche scherzetto. Cosa farete? Vi travestirete? Sì. Da chi? Del diavolo. E tu? Di Halloween. Hanno avuto il pensiero di alzarsi presto per andare a comprare dolciumi. Il buio, la paura, le zucche sono i simboli di Halloween. Non possono mancare le maschere obbligatoriamente horror. Fare paura è il must di questa ricorrenza. E il terrore dovrebbe divertire. Quando ci nascondiamo dietro le maschere e fingiamo di non essere ciò che siamo. Quella del grande Michael Jackson è una delle canzoni che molti ascoltano in questo giorno. Il ballo tipico naturalmente non può mancare.
Stasera alla vostra porta potrebbe bussare qualcuno. Se ancora non lo avete fatto, quindi acquistate dolcetti. È l'unica alternativa se volete evitare lo scherzetto. Perché sto facendo questo video? Per fare in modo che prima che accada un altro femminicidio, perché in Italia fin quando non vedono una morte, una prova, non fanno niente. Dall'accorato appello perché la madre, minacciata dall'ex, non venga uccisa, alla social imbonitrice del quartiere che sponsorizza giocattoli e invita ad andare alla Fiera dei Morti di Paternò, nel catanese. Eccole le due anime diametralmente opposte di TikTok, il social più utilizzato dai giovanissimi, capace di accendere i riflettori su un fenomeno drammatico come le violenze di genere, ma anche di dare voce e spazio alla figlia del boss che diventa influencer. Con 20 euro e 10 il mio nome, per Femminuccia avrai questo in omaggio. Lei è Lidia Arena, 37 anni, figlia del boss catanese Giovanni Arena, condannato a 2 ergastoli e rinchiuso al 41 bis nel carcere dell'Aquila. Mi sarei fatta l'ergastolo per nascondere mio padre. È al centro di una polemica perché è stata invitata, insieme ad altri tiktoker catanesi, come ospite alla Fiera di Paternò, finendo pure sul manifesto, lo vedete, con tanto di loghi istituzionali. Ragazzi, ci troviamo alla Fiera dei Morti di Paternò. L'amministrazione paternese si difende, non li abbiamo invitati noi, l'evento è stato organizzato da un'associazione esterna al comune. Intanto diventa virale il video di Irene, 17enne di Modica, che trova il coraggio di denunciare quanto accaduto alla madre e chiede aiuto. La mia vita è cambiata, scrive, ho paura d'uscire, mi sento osservata. Il 13 dicembre del 2022 mia madre è stata aggredita dal suo compagno, che non è mio padre, è un'altra persona. È stata aggredita fisicamente in un bar e nonostante abbiamo esposto denunce, nonostante siamo entrate in codice rosso, non hanno fatto niente. La ragazza continua nell'elenco dei fatti accaduti, prima il tentativo di entrare in casa, le minacce per ritirare la denuncia, l'auto vandalizzata ed infine bruciata. Lei è Irene e vuole solo vivere la sua vita intera al fianco della madre. Mai si incarnano le rodi di sto viso. Le scanzonate vicende del Liolà di Pirandello diventano una vera e propria opera musicale nell'adattamento di Monio Vadia, Mario Incudine e Paride Benassai, e domani inaugureranno la stagione del Teatro Brancati di Catania con la direzione artistica di Tuccio Musumeci. Liolà rappresenta la vita, il canto, la poesia, il futile ancorché necessario piacere, e l'amore e la morte, il sole e la luna, il canto e il silenzio, come racconta il suo protagonista. Liolà è un tripudio di bellezza, di vita, di passione, di energia, di canto, di poesia. Ecco chi è il mio Liolà. Il mio Liolà è un personaggio a metà tra il Don Giovanni di Mozart e il Dioniso della mitologia. E in questa nostra versione, firmata insieme a Monio Vadia e a Paride Benassai, abbiamo voluto mettere al centro alcuni degli elementi fondamentali della poetica pirandelliana. La storia di Liolà parte da un capitolo del Fu Mattia Pascal. Sul palco, oltre ad Incudine e Benassai, anche Rory Quattrocchi, Olivia Spigarelli, Angelo Tosto e un vasto cast di attori e musici. Possono chiamare figli solo chi che ha saputo portare alla fontana di lo Sciumichiaro. I bambini in scena non ci sono rappresentati da fantocci, perché in realtà dei figli in questa vicenda non importa niente a nessuno. I figli sono solo il pretesto per mettersi l'uno contro l'altro. Ed è per questo che Liolà oggi diventa ancora di più una favola attuale, perché l'egoismo, il proprio tornaconto, il pensare solo a se stessi, alle proprie ragioni, l'arrivismo è al centro della nostra società. 90 minuti più recupero, quasi una partita intera per un confronto a 360 gradi dal momento attuale della squadra agli obiettivi al futuro del Catania. La conferenza stampa del vicepresidente Vincenzo Grella ha toccato tutti i punti caldi, difendendo l'allenatore, uomo e professionista, spronando il gruppo, spiegando le scelte della società, analizzando e riconoscendo anche gli errori compiuti dalla dirigenza. Questione di atteggiamento, ha detto Grella, quello che chiede sia differente, quello che pensa sia mancato in questo avvio di campionato, perché gli obiettivi erano e restano altri, ben diversi rispetto all'attuale posizione di classifica. Arrivare nei primi 3 posti, non arrivare nei primi 3 posti per me e non raggiungere l'obiettivo prefissato in precampionato.
le scelte sul gruppo, i giocatori fuori rosa. C'è una spiegazione anche per questi aspetti, ci sono dei valori disciplinari da rispettare, ha detto, ma ha lanciato anche un messaggio ai giocatori rosa, quelli che indossano una maglietta pesante. Nella costruzione, nei semplici passaggi che io aspetto di più da loro, perché quei passaggi non si possono sbagliare. Si può sbagliare una volta, 2 volte, ma poi basta. Se no non puoi giocare qua, perché questo club ha voglia di andare di sopra. E se sbagli in continuo i passaggi, noi di sopra non ci andiamo. Di errore Grella ne ha riconosciuti a cominciare dalla preparazione atletica, più volte tirata in ballo. Ci sono stati degli errori, dalla preparazione, da una lettura nel mettere insieme la squadra. Questo mi va di prendere responsabilità. Non poteva mancare il discorso legato all'impiantistica, a quel centro sportivo che è stato sempre un pallino della proprietà, ma che adesso non è considerato un investimento prioritario e sostenibile, per dirlo con le parole di Grella, per una società nata 15 mesi fa. Giusto o sbagliato, solo il tempo darà ragione, perché oggi noi stiamo investendo, perché anche questa parola in italiano ha un significato, che il presidente non spende i soldi, investe